Siamo con Roberto Zuccato, Presidente di Confindustria Veneto. Presidente, giornata importante, Arsenale 22 scende a Roma a incontrare i suoi parlamentari veneti, moltissimi sono venuti, è venuto il governo con Pierpaolo Baretta, sottosegretario dell'economia. Quello che la giornata ha portato è una grande condivisione sui temi che l'Arsenale propone, ma soprattutto quasi uno stupore di avere finalmente delle indicazioni unitarie che possono dare prospettive per la nostra regione. Sì, devo dire che è stata una grande giornata, come ha detto lei, perché il lavoro che abbiamo fatto è stato enorme. Mettere assieme 9 associazioni e il sindacato di Veneto non è stata una cosa semplice, ma è stata allo stesso tempo entusiasmante, perché ci ha permesso di confrontarci, di fidarci, di avere un approccio diverso anche tra di noi, e ne è scaturito un documento estremamente importante che oggi abbiamo avuto la soddisfazione di capire quanto è stato apprezzato la politica. È stato condiviso, è stato apprezzato, è stato discusso, sono state delle proposte nuove. E questo è importante perché noi dobbiamo coinvolgere di più i nostri parlamentari. Ci stiamo rendendo conto che il Veneto, l'hanno espresso anche loro come pensiero, ha bisogno di contare di più a livello nazionale. Allora il contributo nostro è un contributo di pensiero fondamentale, non sono richieste, recriminazioni, ma quello che noi pensiamo, noi categorie, quello rappresentanti delle persone che vivono, che lavorano in Veneto, cosa pensiamo si possa fare per questo Veneto del futuro. Un Veneto che vuole un'autonomia, ma un'autonomia per cosa? Quali sono gli obiettivi? Ecco, quello che siamo riusciti a fare oggi, questo confronto ci rimarrà dentro, perché sia noi che loro, io credo che loro abbiano capito che in Veneto, almeno da parte nostra, è cambiato qualcosa. Siamo più propositivi, siamo più uniti, abbiamo bisogno di esserlo ora anche politicamente, quindi abbiamo bisogno che loro comincino a pensare come noi, e il richiamo che è stato fatto a una maggiore unità per raggiungere certi obiettivi tipici e riferiti al nostro territorio è fondamentale, quindi io mi auguro che i politici non solo abbiano apprezzato quello che abbiamo fatto, ma anche loro cominciano a lavorare in una maniera differente, perché il mondo sta cambiando e se non cambiamo noi soccomberemo necessariamente.